Bene, se non c'è nessun altro, apriamo la Bibbia, leggiamo nel Vecchio Testamento, nel libro di Michea, capitolo 7, l'ultimo capitolo del libro di Michea. È forse uno dei libri che si legge poco del Vecchio Testamento, però fa parte del canone biblico. Dobbiamo meditare su ogni libro della Bibbia. Michea fa parte di uno dei profeti minori, non perché è meno importante, perché il libro che ha scritto è più corto, è più piccolo, quindi viene definito come uno dei profeti minori. Ultimo capitolo di Michea, capitolo 7. Leggeremo tutto il capitolo dal primo verso. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, forse siamo riusciti a proiettarlo? Amen. Dio sia lodato. Amen. Ahimè, io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura quando è finita la vendemmia. Non c'è più grappolo da mangiare. Io desidero invano un fico primaticcio. L'uomo pio è scomparso dalla terra. Non c'è più gente retta fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue. Ognuno dà la caccia con la rete al suo fratello. Le loro mani sono pronte al male per farlo con ogni cura. Il principe ha delle pretese, il giudice si lascia corrompere, il potente manifesta la sua ingordigia e ordiscono così le loro trame. Il migliore di loro è simile a un rovo, il più retto è peggiore di una siepe di spine. Il giorno annunziato dalle tue sentinelle, il giorno della tua punizione viene. Allora saranno nella costernazione. Non fidatevi del compagno, non ponete fiducia nell'amico intimo. Amen. Sorveglia la porta della tua bocca, davanti a colei che riposa sul tuo petto, perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Io sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui, finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia. Egli mi condurrà fuori, alla luce, e io contemplerò la sua giustizia. Allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva: dov'è il Signore, il tuo Dio? I miei occhi la vedranno quando sarà calpestata come il fango delle strade. Verrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite. Quel giorno saranno allargati i tuoi confini. Quel giorno si verrà a te dall'Assiria fino alle città d'Egitto, dall'Egitto sino al fiume, dal mare a mare e da monte a monte. La terra sarà ridotta in un deserto a causa dei suoi abitanti, come conseguenza delle loro azioni. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta, in mezzo al Carmelo. Esso pascoli in Basan e in Galad, come nei giorni antichi, come nei giorni in cui uscisti dal paese d'Egitto. Io ti farò vedere cose meravigliose. Le nazioni lo vedranno e saranno confuse. Nonostante tutta la loro potenza, si metteranno la mano sulla bocca e le loro orecchie saranno assordate. Leccheranno la polvere come il serpente, come gli animali che strisciano sulla terra, usciranno spaventate
dai loro ripari, verranno tremanti al Signore, nostro Dio, e avranno timore di te. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Chi è Michea? È un profeta del Signore, contemporaneo di Isaia. Quindi stiamo parlando dell'8° secolo avanti Cristo, quindi 700 anni prima, e anche più di 700 anni prima della nascita di Gesù. È un profeta che, a differenza di Isaia, che profetizza molto alla casa reale, questo profeta vive in una piccola città rurale, principalmente abitata da contadini, e si rivolge al popolo. La sua parola, la parola che Dio affida a questo profeta, è una parola per il popolo. Il suo significato è: chi è simile al Signore? Descrive una società corrotta. L'abbiamo letto. Ahimè. Prova profondo dolore il profeta. Perché, fratelli, è così? Quando si ama il Signore, vedi anche la differenza che c'è nel mondo e si prova anche dispiacere per le anime che periscono. O no? Amen. Non è che uno dice: beh, che mi importa? Perché in noi c'è l'amore di Dio. Amen. Abbiamo compreso quanto ognuno di noi è costato al Signore. E dispiace perché il mondo vada così come sta andando. Ahimè. Io mi trovo come dopo la raccolta dei frutti, come dopo la racimolatura, quando è finita la vendemmia, non c'è niente, sembra tutto morto. L'uomo pio è scomparso dalla terra. L'uomo pio, l'uomo religioso, l'uomo che ha timore, no? In qualche modo di Dio, è scomparso dalla terra. Vedete, qualcuno è convinto che la parola di Dio sia antica. Io trovo che sia sempre attuale. Amen. La parola di Dio è sempre attuale. Cielo e terra passeranno, ma non la mia parola, dice il Signore. E questo periodo che descrive il profeta Michea non solo descrive il suo tempo, ma io vedo che sta descrivendo anche il nostro tempo. Qualcuno dirà: beh, fratello, vedi, sempre è stato così il mondo. È vero, il mondo è sempre stato così, anche peggio. Forse ora sarà ancora peggio, ma la verità è una: l'uomo in ogni tempo ha sempre avuto bisogno di Dio. Amen. E sempre avrà bisogno di Dio. E ancora oggi l'umanità ha bisogno di Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. Tutti stanno in agguato a spargere il sangue. È vero, no, che la vita è diventata sempre meno preziosa. Si uccide per niente. Si fanno guerra per niente. La vita è diventata sempre come se non avesse valore. Invece la vita è preziosa davanti a Dio. Amen. Perché è Lui che dà la vita. Amen. È Lui che è vita. Amen. Amen. Anche tra le istituzioni. Qui abbiamo letto: il principe ha delle pretese. Il giudice si lascia corrompere.
Il potente manifesta la sua ingordigia, più potere ha e più potere vuole. Questo è il nostro tempo. Che ne dite? Gli uomini diventano sempre più cattivi. Addirittura dice: non fidatevi del compagno, abbiamo letto. Sapete perché? Perché tutti possono tradirci. Solo Gesù non ti tradirà mai. Lui che è stato anche tradito. Anche nelle famiglie. Sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto. Il figlio offende il padre, il padre la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera contro la nuora. Abbiamo nemici in casa. Questa è la descrizione di una società corrotta senza Dio. Amen. E che rifiuta Dio. Ma in mezzo a questa società corrotta ci siamo noi, Amen. la Chiesa del Signore, i redenti di Cristo, che dobbiamo fare la differenza. Alleluia. Amen. Amen. Quanto a me, versetto 7, prima fa una bella descrizione tragica, no, della società, poi dice: io come profeta, quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore. Alleluia. Amen. Cosa puoi fare tu? Cosa possiamo fare noi? Il nostro sguardo deve essere volto verso il Signore. Spererò nel Dio della mia salvezza e il mio Dio mi ascolterà. Amen. Non dobbiamo smettere in questa società di essere credenti. Anzi, dobbiamo manifestare ancora di più la nostra fede nel Signore. Amen. Amen. Non possiamo risolvere le cose né avere fiducia nelle persone e nelle istituzioni, ma dobbiamo pregare per le istituzioni. Amen. Per chi ci governa, dobbiamo pregare per queste persone. Noi dobbiamo avere fiducia solo nel Signore. E come il profeta, vogliamo essere certi dentro di noi: Dio mi ascolterà. Amen. Io mi rivolgo a Lui, Lui mi ascolterà. Amen. Alleluia. Non ti rallegrare per me, o mia nemica. Parla al femminile. La Chiesa, in quanto sposa di Cristo, è al femminile, no? C'è una Chiesa e c'è qualcosa che si contrappone alla Chiesa. La Chiesa di Cristo serve Cristo, proclama Cristo, ma sapete, c'è una Chiesa che non è di Cristo. E purtroppo nel mondo c'è questa Chiesa. È la Chiesa del nemico, di Satana. Anche lui ha la sua Chiesa. È nemica della Chiesa. Se sono caduta mi rialzerò. C'è chi gode nel vedere che la Chiesa viene attaccata. C'è chi gode nel vedere che la Chiesa è in sofferenza. Ma la Chiesa non potrà mai essere distrutta, la Chiesa di Cristo. Sapete perché? Perché è Gesù che edifica la sua Chiesa. Amen. E Gesù ha detto: le porte dell'Ades non la potranno mai vincere, Alleluia. perché io edifico la mia Chiesa. Amen. Alleluia. Nonostante i travagli della Chiesa, nonostante le difficoltà, gloria a Dio. Alleluia. La Chiesa è sempre presente. Alleluia. In questo luogo oscuro la Chiesa è luce. Alleluia. Amen. Amen. In questo luogo pieno di sordi, dove nessuno vuole ascoltare la parola di Dio, la Chiesa proclama ancora la parola di Dio. Amen. Alleluia.
Se sono caduta mi rialzerò, se sto seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce. Alleluia. Dice ancora, io sopporterò lo sdegno del Signore, perché ho peccato contro di Lui. Il profeta si identifica con il resto del popolo. Non fa un discorso come del tipo, io sono il profeta del Signore e sono sulla via giusta. E gli altri? No, anche lui fa parte del popolo del Signore e si identifica nel popolo del Signore. Gloria a Dio. Ed è buono identificarsi nel popolo del Signore, perché non siamo qualcosa di estraneo dal popolo del Signore. Noi siamo parte del popolo del Signore. Amen. 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 A prescindere da denominazioni o sigle varie, chiunque teme il Signore e proclama la parola di Dio e ha timore di Dio è mio fratello. Amen. 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 Mio fratello ed è mia sorella. Alleluia. In Cristo Gesù. Per lo Spirito che ci unisce. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Il nemico dice, dov'è il Signore? Dov'è il tuo Dio? Però dice il profeta, i miei occhi vedranno questa mia nemica quando sarà calpestata come il fango delle strade. La Chiesa del Signore è destinata a vittoria. Amen. Nei secoli molti hanno voluto fermare, hanno tentato di fermare l'opera della Chiesa di Cristo. La Chiesa del Signore ha subito, sì, qualche persecuzione. Abbiamo avuto dei martiri, gloria a Dio, ma nessuno ha mai potuto fermare l'opera della Chiesa. Alleluia. Ricordavamo un fratello al convegno, il fratello Corbo, che era un grande studioso degli Atti degli Apostoli. E da fanciullo mi ricordo le sue prediche, sempre basate sugli Atti degli Apostoli. E si evidenzia negli Atti degli Apostoli proprio come la Chiesa è andata sempre avanti. Persecuzioni, ma sempre avanti. Anzi, è sempre cresciuta. Sempre di più di numero. Scappavano per fuggire dalle persecuzioni e fondavano chiese. E l'opera cresceva. Alleluia. Alleluia. Perché nessuno potrà mai fermare l'opera di Dio. Alleluia. E noi siamo l'opera di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Ci sono promesse meravigliose nella parola di Dio. Vedete, c'è una speranza. Non possiamo vedere sempre tutto nero. E il mondo è alla rovina, sì, è vero. E il mondo va sempre peggio, è vero. Ascoltiamo notizie nel telegiornale che faremmo a meno di ascoltare a volte, come figli che uccidono i genitori, così via, per l'eredità. Cose che fanno pensare, ma dov'è il tuo timore? Il timore che ti è dovuto, Signore? Veramente, come stiamo leggendo, qualcuno che ha scritto 800 anni prima la nascita di Cristo, pensate. Perché la natura dell'uomo è insanabilmente malvagia. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Senza il Signore dove saremmo noi? Ma abbiamo una speranza. Questa speranza si chiama Gesù. Amen. Abbiamo una luce. Questa luce è Gesù. Per questo il profeta può dire quale Dio è come te, che riesci sempre a perdonare, o no? Amen. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa? Amen. Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Alleluia. È scritto in un salmo, se Dio dovesse trattarci come meriteremmo di essere trattati, ma quale sarebbe la nostra fine? La nostra fine sarebbe la fine veramente. Ma c'è una speranza.
c'è vera vita, c'è luce, c'è eternità, c'è salvezza. Amen. Nel Signore Gesù, l'unico nome che ci è stato dato è il nome di Gesù. In Lui c'è salvezza, in Lui c'è speranza, in Lui c'è guarigione. Amen. In Lui c'è liberazione. Alleluia. È Gesù che spezza le catene e libera e dà all'uomo vera libertà. Alleluia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Questo ha fatto il Signore. Amen. Non ci guarda più per i peccati che abbiamo commesso, ma adesso ci guarda Dio attraverso il suo figlio Gesù, che noi abbiamo accettato nella nostra vita. Alleluia. Amen. Ed ecco che abbiamo udienza con il trono di Dio, come servi, ma ancora di più come figli. Possiamo andare a Dio Padre, all'Iddio Creatore, all'unico solo e vero Dio. Possiamo andare a Dio, a chiedere, a domandare. Amen. Ed Egli gli interverrà. Per amore del suo figliolo Gesù, per amore di se stesso e anche per amore nostro, perché Egli ci ama di un amore immutabile e di un amore eterno. L'amore di Dio è vero amore, perché Dio è amore. Alleluia. Ecco perché il profeta parla di misericordia, che in Dio c'è perdono, continuamente si trova perdono davanti a Dio. Amen. Alleluia. Leggiamo in Matteo capitolo 5, voglio concludere, mi avvio alla conclusione. Matteo capitolo 5 dal versetto 13. Quanto dice Gesù ai suoi discepoli. Matteo capitolo 5 dal verso 13 al versetto 16, sono parole importanti. Matteo capitolo 5 dal verso 13 fino al verso 16. Voi siete il sale della terra. Amen? Amen. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce e tutti quelli che sono in casa. Amen. Amen. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ciò significa che il mondo ha bisogno di vedere la Chiesa all'opera. La Chiesa che non si lascia condizionare da situazioni e atteggiamenti ostili, ma che va sempre avanti, imperterrita. La Chiesa ha un obiettivo, ha una visione: proclamare Cristo, annunciare la sua salvezza ai perduti. Alleluia. Essere luce e sale. Questa è la nostra responsabilità. Voi siete sale della terra. Alleluia. Provate a mangiare senza sale e provate ad aggiungere un po' di sale. Non tanto perché fa male poi alla pressione, ma un po' di sale ci vuole. Il cibo è più buono. O no? È vero? Quindi, come dire, per merito vostro, che annunciate la mia parola, c'è sempre qualcosa di buono sulla terra. Perché finché c'è la parola di Dio,
c'è qualcosa di buono. E la responsabilità è della Chiesa, di ogni credente. Amen? Voi siete la luce del mondo. Nel mondo ci sono solo tenebre, perché non c'è Gesù nel mondo. C'è solo peccato. È il peccato che regna nel mondo. Ma noi siamo luce. Siamo la luce che Gesù ha acceso. Siamo una lampada accesa in un luogo buio. Questa lampada non si deve nascondere, perché altrimenti se la nascondi deve essere messa in alto affinché possa fare luce. Amen? E gloria a Dio per questa luce che è ancora accesa. Gloria al Signore, che il sale non diventi insipido, ma continui la sua funzione di sale. Alleluia. Alleluia, il mondo ha bisogno, perché altrimenti va in perdizione. Il mondo ha bisogno della parola di Dio. Amen. Sentiamo forte questa responsabilità, Amen. come credenti, come Chiesa del Signore. Amen. Facciamo luce dove siamo. Se sei in un ambiente di lavoro difficile, non ti conformare agli altri. Esprimi la tua diversità. Amen. Dai sempre una parola di saggezza, di luce, accomodante. Alleluia. Metti sempre tutti d'accordo. Amen. Non cercare il litigio. Amen. Sopporta pazientemente e chiedi forza a Dio, Amen. che gli altri in te vedano una bella persona, che possano dire è un figliolo di Dio, teme il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Non solo sarai onorato tu, ma soprattutto il nome del Signore sarà onorato. Amen. Amen. Viviamo in una società, la nostra, dove le bestemmie sono parlare normale. È vero o no? Amen. E quando non sentiranno da te una bestemmia si domanderanno, vedi, il Dio che tu stai offendendo è mio papà, non posso offenderlo, non lo posso offendere, anzi lo glorifico, lo innalzo, lo amo perché mi ha dato Gesù. Il mondo ha bisogno di sentirsi dire queste cose, perché solo così potranno essere scosse le persone. Amen. Altrimenti continueranno nella loro bestemmia, nel loro non timore di Dio, nel loro andazzo a cercare sempre di più il peccato e andranno sempre più vicini alla morte eterna. Amen, gloria al Signore. Amen. Che privilegio Dio ci ha dato Alleluia. di essere Suoi figli. Amen. E che bello far parte della Chiesa del Signore. Amen. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a te Gesù. Gesù.